Lorenzo Capuano, una sconfitta abbastanza pesante per un Prato che comunque finora aveva fatto piuttosto bene. Sì, noi ci eravamo preparati bene in settimana, solo che su questa pista è veramente dura, immagino per tutti, e proprio facciamo fatica a stare in piedi, sicché noi abbiamo provato a lottare su ogni pallina, però non siamo riusciti a fare appieno quello che avevamo studiato, anche per meriti dell'SPV, però la pista ci ha messo il suo e ci ha veramente messo in difficoltà. Ecco, un girone di Coppa Italia che presumibilmente insomma, servirà per perfezionarsi in vista del campionato. Come pensate poi di affrontarla questo campionato di A2? Allora, noi scendiamo in campo per vincerle tutte le partite. Ci alleniamo per lottare su ogni pallina e proviamo a mettercela tutta in campo. Poi i risultati ad oggi ci dicono che la Coppa Italia ci ha dato un attimo il via per prendere fiato, per mettere in condizione, però noi su ogni partita andiamo e lottiamo perché per noi l'importante è vincere, al di là di tutto, di tutti. E noi ci mettiamo impegno tutta la settimana e ringrazio soprattutto il mister che ci sta dando una grande mano perché non è facile in questo campionato da due che c'è molto equilibrio, molto equilibrio. Grazie anche per la disponibilità. Grazie a voi.